Giornata Verde. Il 30 settembre si celebra l'ambiente, ma la Domenica Ecologica a Vicenza è solo il preludio delle limitazioni al traffico che entreranno in vigore dal 1° ottobre, con una grande novità. Verranno limitati gli Euro 3. Ecco, questo è secondo me il dato più significativo e anche, diciamo così, più incisivo e penalizzante per tanti aspetti. Insomma, come ha stabilito la Regione Veneto, dal 1° ottobre al 31 marzo stop agli Euro 3 diesel, ma prima, come dicevamo, settembre si chiude con la domenica senza auto e il blocco della circolazione all'interno delle mura storiche di Vicenza. Nell'occasione saranno tante le iniziative collaterali tra piazze e musei. Va detto che rispetto al passato il blocco durerà meno, inizierà alle 10 e terminerà alle 5 del pomeriggio e ovviamente i trasporti pubblici saranno gratuiti in tutta la tratta urbana, con la speranza che iniziative di questo genere non siano solo simboliche ma servano davvero a qualcosa. L'obiettivo è che serva a qualcosa, se no altrimenti non varrebbe la pena di spendere soldi pubblici.